Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Bene, come potete ben vedere ci troviamo nuovamente immersi nel 262 a.C. Siamo proprio nei pressi della cittadina di Pella e andando un pochettino più a sud possiamo notare la grande quantità di neve che appunto si accinge a rimanere sulle cime di queste belle montagne. Da queste parti possiamo notare la cittadina di Pulpudeva, la quale è appunto circondata dagli artigli di Andarta, l'unità appunto barbarica che si ritrova da queste parti proprio in modalità, se non erro, assalto, ovvero effettua delle incursioni nei pressi di rotte commerciali, insediamenti, e stanno appunto racimolando dei profitti dalla nostra grande cittadina, la quale appunto sta subendo anche una sorta di decrescita a livello economico, a livello politico, ma anche a livello sociale. Potete vedere che il nostro ordine pubblico è appunto al di sotto dello zero, ma sicuramente è migliore del turno precedente. Questo perché? Perché ho diminuito la tassazione. Potete vedere che il carico fiscale è tornato normale. Quindi il nostro obiettivo è eliminare questi dannati predoni della notte da queste parti per riuscire a dare vantaggio alla nostra popolazione. Allora, stanno recuperando gli uomini nemici, potete vedere, anche se qualche unità è malandata, però abbiamo davvero tante unità disponibili che potranno essere sicuramente fondamentali per fare la differenza. 3 eserciti contro 1, i quali sicuramente ci daranno grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda la cittadina di Pella, potete vedere che la nostra flotta che abbiamo appunto arruolato, per così dire, in passato, sta consumando davvero tanti soldi. Date un'occhiata: Emolia d'assalto, 360 monetine a sinistra ragazzi, 360 monetine d'oro al turno, e ovviamente sommate ai 450 e ai 290 fanno circa 1000 monete, se non erro. Quindi dobbiamo necessariamente eliminare queste unità. Allora io eliminerei per prima questa bella unità, congediamola, va bene, abbiamo recuperato un bel po' di soldi, e con questi soldi che abbiamo disponibili io direi di reclutare per adesso una milizia oplitica. Ne eliminiamo adesso un'altra, vediamo che cosa succede. Perfetto. E io direi di eliminare anche quest'altra ragazzi, così siamo per adesso alla grande con la nostra economia. Allora, tra un turno ci arriveranno 759 monetine d'oro. Quindi con la flotta che abbiamo appunto stagliata e sicuramente ancorata nel nostro porto, potremmo stare tranquilli per quanto riguarda un prossimo assalto, proprio perché se utilizzassi anche le unità di guarnigione sicuramente arriveremo a una sorta di stallo, e visto che le nostre unità di Alessandro Magno sono celebri per la loro modalità a falange, la loro formazione difensiva, avremmo sicuramente ottime opportunità di vincere l'assedio. Comunque questo è un piccolo rischio ragazzi, dobbiamo riuscire a ripristinare la nostra economia. Allora, da queste parti vediamo cosa succede. Le aquile di Zeus, i campioni di Nike, eccoli qua, vediamo di farli avanzare. Addirittura con queste unità ci troviamo molto vicini, con queste altre stiamo appunto per intraprendere un bell'attacco. Ok, allora ragazzi, io direi di eliminare immediatamente questi dannati, ed ecco che appunto scappano via attraverso le montagne, attraverso appunto le foreste. Vediamo se possiamo appunto ingaggiarli proprio da questa parte. Allora, i nostri campioni di Nike arriveranno nei pressi di questa foresta di Bosco Tetro. Le aquile di Zeus cercheranno appunto di circondarli, e vediamo di portare anche il nostro volere di Andraste nella radura locale. Bene ragazzi, come potete ben vedere ci siamo proprio lanciati nell'attacco diretto delle unità nemiche. Li abbiamo proprio costretti alla montagna e sicuramente non avranno via di uscita. Abbiamo 3 eserciti con circa 1500 unità. La superficie è una foresta collinare con un po' di neve che va a diminuire la temperatura. Allora, sono indeciso. Vorrei combattere la battaglia sul campo per evitare le perdite, visto che con la risoluzione automatica andrei a perdere 77, il 30% circa e 25% così per cento di unità. Quindi non so ragazzi se combattere direttamente la battaglia o lasciare che venga risolta automaticamente. Adesso vediamo un pochettino. Sicuramente potrebbe essere un'ottima battaglia se combattuta dai nostri uomini. Va bene ragazzi, io direi di combatterla automaticamente perché la vittoria è decisiva. Utilizzeremo una modalità aggressione che, come potete vedere, ci dà 1% di forze rimanenti in più, la quale sicuramente ci darà la possibilità di uccidere davvero un grande numero di avversari. E dritto con un ottimo diretto infliggiamo un grande danno al nostro avversario e lo gettiamo
al tappeto. Siamo riusciti a catturare 119 uomini, i quali verranno, vediamo un pochettino, ne abbiamo raccolti 277 nell'attacco precedente, quindi io direi di renderli ancora schiavi questi prigionieri. Quindi vediamo un pochettino, grandioso. Cerchiamo di non creare troppi schiavi, altrimenti andremo a creare problemi a livello di ordine pubblico. Allora, i nostri grandi uomini, eccoli qua, le aquile di Zeus, ok, i campioni di Nike. Allora, con il volere di Andraste non possiamo più spostarci, però con questi uomini sì, quindi rientreremo in città. Vediamo un po', perfetto. Con questi altri uomini cercheremo di avanzare proprio nei pressi della cittadina e con il volere di Andraste ci avvicineremo verso Pella. Ok, intanto il nostro generale ha guadagnato un ottimo punto in più, vediamo di renderlo sempre più autorevole, grandioso, e quindi adesso siamo riusciti ad eliminare le resistenze appunto nei pressi della nostra cittadina. Va bene, allora da queste parti Atene ha completato il suo dovere, perfetto. Allora ragazzi, io direi di passare il turno. Allora, scusate se sono stato così rapido, però volevo appunto cercare di eliminare quei barbari che, come avete visto, ci creano appunto tanti problemi. Però intanto volevo appunto annunciarvi parecchie cose. Intanto ragazzi, lunedì alle 21 ci sarà un evento Steam, vedremo di effettuare una bella partita in Dota 2, quindi mi raccomando ragazzi, vedete di farmi sapere se appunto ci siete. Ho organizzato l'evento su Steam, magari potete proporre qualche bel commento e farmi sapere appunto se sarete disponibili appunto lunedì alle 21, proprio questo lunedì. Non ricordo precisamente il giorno preciso, però davvero ci sono appunto circa 2 giorni di preavviso, quindi fatemi sapere la vostra opinione. Per quanto riguarda anche questo. Bene ragazzi, eccoci nel 260 a.C., siamo sotto il grande sole d'estate, un solleone magnifico. Allora, vediamo un po', la cittadina di Pulpudeva è stata braccata, diciamo, dai Carnix ululanti, che ancora una volta si accingono a romperci le scatole. Allora, dobbiamo riuscire a fare qualcosa di importante. Poi, intanto ho spostato alcune delle unità dai campioni di Nike all'interno della cittadina di Pulpudeva, per riuscire a essere un po' più tranquilli. I campioni di Nike ancora si ritrovano in questa modalità fortifica e credo che utilizzerò la nostra modalità marcia forzata per inviarli nei pressi della nostra cittadina di Pella ed effettuare uno scambio di unità. Ecco, io vorrei rimanere sempre nell'ambito della nostra cittadina nel caso ci dovessero attaccare gli ateniesi, per esempio qui, ok, ma allo stesso tempo arrivare da questa parte e riuscire a scambiare delle unità. Una sorta di staffetta ragazzi. Il volere di Andraste tornerà proprio nei pressi di Pulpudeva. Allora, dai vincitori di Ubrauco ai campioni di Nike gli portiamo immediatamente 3 unità, ok, di picchieri di leva, una milizia di opliti, un'unità di anzi 2 unità di frombolieri, va bene, anzi sì, vanno bene, molto bene. Il nostro volere di Andraste è ancora qui. Bene, i nostri vincitori di Ubrauco, come potete ben vedere, rientreranno in diciamo in città, ok, recluteremo altri opliti, ok, un'unità di opliti da questa parte e i nostri campioni di Nike si muoveranno nuovamente verso nord. Il nostro volere di Andraste si muoverà nei pressi di Pulpudeva. Vorrei creare un bel accampamento per dar fastidio al nemico ben 2 volte, quindi con due castelli da sconfiggere. Allora, vediamo un pochettino quanto serve per fortificare il assumere questa cosa, il 50% di movimento, quindi così come andiamo, e già abbiamo esaurito una buona parte, maledizione. Niente, dobbiamo per forza arrivare nei pressi della cittadina. Ok, intanto la nostra spia è pronta. Vediamo se riesce a fare qualcosa, un assassinio nei riguardi del generale. 42 contro 58, un traditore 10 contro 90, 42-58. Con un sabotaggio militare invece infligge danni di poco conto a tutte le unità. Intercetta gli ordini, salmeria, riduce il bonus di equipaggiamento. Invece una bella fornitura di veleno potrebbe essere ottima. Però a sua volta il generale. Ragazzi, dobbiamo tentare al generale la carta che potrebbe far vincere i barbari. Allora, un 19%. Vediamo se la nostra grande amica, l'Assassin's Creed, riesce a fare a pezzi il nemico con una spada nascosta. Eccola che tenta il colpo. No, il nostro agente è stato ferito mentre era in servizio. Era la nostra unica possibilità di avere vantaggio sui Carnix ululanti. Purtroppo ancora non ho neanche i soldi di reclutare un campione, ovvero, eccolo qui, un grande signore della guerra. Va bene, intanto queste unità le abbiamo utilizzate come staffetta, torneranno indietro. Per adesso cerchiamo di rimanere calmi. Qui non credo di poter reclutare alcun mercenario, come potete notare. Allora, per adesso l'ordine pubblico è abbastanza controllabile, quindi ragazzi dobbiamo necessariamente passare il turno. Avete visto le mie piccole mosse? Siamo nuovamente attaccati dai nostri barbari. Meno male che abbiamo stretto un accordo molto importante con i nostri RDA.
Mamma mia, grande tensione durante l'azione di Atene, va bene. E sicuramente adesso possiamo essere un po' più tranquilli dal lato dei nostri RDA, visto che hanno creato una sorta di rapporto positivo con le nostre unità, possiamo stare un pochettino più tranquilli. Però attenzione a non abbassare la guardia, ancora i sardi, ecco che le truppe di Tylis si muovono ed ecco che appunto tentano un attacco. Allora ragazzi, abbiamo, come potete notare, diversi uomini disponibili. Allora, dobbiamo stare calmi, con la nostra risoluzione automatica andrei a non avere nessuna possibilità di vittoria, proprio perché gli avversari sono molti più di noi. Però non è un problema, perché intanto dobbiamo contrattaccare. Abbiamo 1400 più 800 che sono le unità schierate, quindi abbiamo davvero più uomini dell'avversario, se non sbaglio, oppure siamo addirittura allo stesso numero. Però dobbiamo tentare, ragazzi, l'attacco, quindi questa possiamo tentare anche una ritirata con le nostre unità, eccole qui, nelle retrovie. Però andrei a... cioè io vorrei combattere nelle mura, maledizione, non in campo aperto. Quindi non so, ragazzi, ecco appunto la possibilità di non salvare ci crea problemi. Io se dovessi attaccarli in campo aperto andrei a perdere uomini. I rinforzi sono molti, potete vedere che sono sia le unità di guarnigione che le aquile di Zeus. Però davvero io vorrei combattere in città. Vabbè ragazzi, combattiamo la battaglia anche nel nostro campo aperto, perché io adesso non lo so, se dovessi ritirarmi, non so le unità dove appunto andrebbero. Probabilmente andranno nel nord, forse non potranno neanche darci più aiuto, quindi è meglio che rimanga appunto in questo combattimento. Dobbiamo attendere i nostri alleati, le nostre aquile di Zeus. Molta calma ragazzi, sfrutterò tutti i consigli che mi avete dato. Purtroppo la situazione, avete visto come sto cercando di ragionare molto, è molto critica la situazione. 260 a.C., battaglia di Pulpudeva, altra battaglia importantissima, all'interno della quale non so se ne usciremo vivi. Abbiamo delle unità molto malandate, però la cosa che mi fa stare un po' tranquillo è che abbiamo nelle retrovie delle unità molto forti provenienti dai vincitori di Ubrao, che potrebbero riconquistare la città, se così possiamo dire. Quindi attenzione, vedrò ragazzi di parlare poco in questa battaglia per riuscire a concentrarmi. Vediamo, mi avete consigliato molto bene, eccoci qui. Allora, i nostri rinforzi, purtroppo non ho neanche la mappa disponibile, o sì, vediamo un pochettino, ah, eccola lei. Allora, i nostri rinforzi verranno da questa parte, quindi noi ci posizioneremo qua sotto. Allora, mi avete detto che le nostre unità con la falange oplitica sono molto più potenti, ci credo sicuramente, però non ho capito bene come funziona questa modalità, ovvero si possono muovere nella modalità muro di opliti, però l'accelerazione e la velocità saranno gli esiti negativi di questa modalità. Prepararsi, perfetto. Allora, purtroppo non abbiamo molte milizie oplitiche e quindi collocheremo le due milizie oplitiche che abbiamo nella prima linea. Eccoli qua, come potete ben vedere. Intanto le nostre unità arriveranno da questa parte. Purtroppo siamo come dire, ai piedi della montagna. Vediamo di collocarle per adesso così. I nostri uomini arriveranno da questa parte. Quindi, allora, perché abbiamo questa icona in giallo? Ah, opliti, ok, perfetto. Formazione a falange di Alessandro Magno. Ok, queste unità da questa parte, così. Ok, i nostri opliti li posizioneremo sui fianchi, come mi avete consigliato, anche per controattaccare, magari per riuscire a colpire le unità che si ritrovano in combattimento avanzato. Ok, per esempio da questa parte. Una unità qui, un'altra nelle retrovie e un'altra ancora da questa parte. Anzi, più che altro, invece di metterla nelle retrovie, la posizioneremo ancora da questa parte, per riuscire quindi a sfondare la linea nemica. Allora, queste unità le posizioneremo così. Perfetto, i nostri frombolieri da questa parte, e proprio nei pressi delle nostre unità oplitiche posizioneremo anche i nostri bersagliatori d'assalto. Allora ragazzi, vediamo di concentrarci. Abbiamo purtroppo un'unica unità di cavalleria, che è il generale. Allora, eccoci qua. Allora, la nostra tattica è questa. Gli avversari arriveranno e si scontreranno sulla nostra falange oplitica. Purtroppo non posso allungarla più di così. Sicuramente dovranno entrare in gioco anche questi uomini, e vedere di riuscire ad aggirare gli avversari in qualche modo per attaccarli dai lati. Allora, vediamo di creare un unico gruppo. Già l'abbiamo creato, grandioso. Vediamo se riusciamo a spostarlo per evitare problemi. E spostiamoci un attimino più indietro e iniziamo la nostra grande battaglia. Allora ragazzi, i nostri avversari dovranno arrivare sicuramente da questa parte. La nostra città è quella, quindi i rinforzi sicuramente arriveranno. Allora, vediamo un po'. I nostri rinforzi sono arrivati. Eccola qui, la nostra grande plebe che si accinge ad arrivare, accompagnata da altre unità importantissime. Eccole qui, ragazzi, tenete sempre occhi aperti, fate come il drago di Lo Hobbit, un occhio aperto e un occhio chiuso. Eccoci qua, arriviamo.
Mamma mia ragazzi, se vinco questa battaglia veramente, appena arriviamo a Pulpudeva ci ubriachiamo con il vino di Bacco, tutta forza. Ecco che arrivano i nostri grandi uomini. Purtroppo abbiamo la plebe cittadina che fino a 10 minuti fa stava mangiando un cosciotto di tacchino e adesso sono nuovamente in battaglia. Attenzione, eccoli questi uomini di Pulpudeva, credo che siano più esperti dei nostri soldati regolari. Ed ecco che gli avversari arrivano. Attenzione, ecco che gli avversari arrivano, si vede una macchia d'olio nelle retrovie, più che altro nella parte anteriore del nostro esercito, se così possiamo dire. Attenzione, arrivano tutti i nostri uomini, il generale, gli schermagliatori d'assalto, vedremo di riunirli tutti da questa parte. Mamma mia, arrivano, attenzione ragazzi, attenzione che stanno arrivando. La nostra plebe, eccola qui, vediamo di raggrupparla tutta secondo un unico gruppo. La nostra grande plebe, la quale rimarrà da queste parti, cavallerie non ne abbiamo. Allora, vediamo di organizzarci per benino. La plebe da una parte, forza ragazzi, su, muoviamoci. Attenzione, le unità sotto falange oplitica. Attenzione, perché? Eliminiamo la falange di opliti e muoviamoci. Attenzione, ecco che arrivano appunto i nemici. Forza amici miei, muoviamoci. Attenzione, allora vediamo di posizionarci sotto un unico gruppo importante. Allora, queste unità, 1, 2, 3. Allora, un oplita e un altro oplita, li posizioneremo qua. Vediamo di sfondare da questa parte. 1 e 2, unità di picchieri di leva qui davanti. Presto, maledizione, presto. 1 e 2, posizioniamoci qui ancora davanti. Perfetto. Anzi, più che... Mamma mia ragazzi, lo sto impostando davvero molto male questo esercito. Ok, perfetto. Allora, le nostre unità di schermagliatori, eccoli qua, 1, 2 e 3. Li posizioneremo qua dietro, in compagnia anche dei nostri altri frombolieri qua su. Perfetto, intanto ci stiamo muovendo. Ok, ecco le nostre unità che stanno per applicare la loro formazione. Benissimo, avanti ragazzi, presto, maledizione, presto, avanti. Qui abbiamo anche degli altri picchieri pronti. Ok, eccoci, un pochettino più indietro. Avanti, prima unità falange oplitica, altra unità, vediamo di metterci in falange, avanti, perfetto, altra unità da questa parte, prepariamoci al contatto, altro muro di opliti, perfetto, i nostri grandi picchieri anche qui da queste parti, eccoci pronti a ingaggiare, da queste parti i nostri grandi schermagliatori iniziano l'attacco e anche salgono gli opliti dall'altra parte, avanti, ecco altri schermagliatori che si accingono a combattere, la nostra grande falange pronta, siamo tutti in falange. Ok, falange oplitica pronta, cercheremo di reggere al più a lungo possibile. Attenzione, ancora partono da questa parte avversari nemici che si scontrano contro la nostra grande falange nemica alleata, più che altro. Andiamo a scontrarci, ecco che scendono i nostri uomini, eccoli che scendono, attenzione dal fianco, attenzione, il nostro generale, la nostra unità qui davanti sta perdendo uomini, cerchiamo di aiutarla, vediamo di aiutarla, regolarità per i nostri uomini, attenzione ancora da questa parte, ancora si continua, la nostra plebe entrerà in gioco appena adesso, attenzione ragazzi, cercheranno di fare un giro da questa parte, ok, ecco altri uomini che tentano appunto di dare una mano, salgono in avanti, attenzione, le nostre unità di schermagliatori, eccoli appunto i nostri opliti, non riescono ad avere la meglio, maledizione, il nostro generale cercherà di incoraggiarli, attenzione ancora, i nostri uomini non riescono a fare del loro meglio, cercheremo quindi di scontrarci anche da questa parte, andiamo, maledizione, ecco che appunto le unità nemiche tentano di attaccarci, forza, vediamo quello che riusciamo a fare, la nostra falange sta cercando di reggere, ma appunto guardate un pochettino delle grandi unità nemiche che si stanno scontrando al di sopra di essa, e ancora continua il combattimento attivo da queste parti, la nostra plebe riesce un pochettino a creare sconforto nelle unità nemiche, eccole qua, i nostri uomini ancora stanno tentando di combattere, intanto il nostro generale da queste parti, vediamo di ispirare le nostre unità che stanno appunto cadendo. Eccole, il nostro generale sta cercando di partire anche dall'altra parte, eccoli appunto i nostri frombolieri stanno cercando di continuare il fuoco aperto nei riguardi degli avversari, avanti il nostro fianco da questa parte anche nella nostra modalità massima di falange non sta reggendo, avanti che forse riusciamo ad eliminarli da questa parte, ok, maledizione, il nostro generale proprio nelle retrovie, vediamo se può attuare una modalità di combattimento più avanzata, eccoci, anche da questa parte non stiamo riuscendo a reggere, forza, maledizione, forza che ce la facciamo, avanti, i nostri uomini non ce la stanno facendo ragazzi, stanno appunto cedendo agli avversari, forza, continuiamo con queste dannate frecce, meno male che abbiamo ancora un'altra unità pronta da questa parte, vediamo di continuare con la nostra modalità avanzamento rapido, forse riusciamo ad eliminare qualche altro nemico, avanti che arriviamo, avanti il nostro generale è anche pronto da questa parte, forza, maledizione, il nostro fianco sinistro ormai perduto, non ce la stiamo facendo, avanti, forse stanno cedendo, forse qualche unità in più sta cedendo, avanti, il nostro
nostro grande generale è pronto. Vediamo se possiamo fare qualche altra cosa. Queste unità ancora sono pronte a combattere. Non stiamo riuscendo a farli a pezzi. Guardate un pochettino quanti schermagliatori che abbiamo disponibili. Avanti, avanti ragazzi, avanti. Vediamo se riusciamo a farli fuori. Stiamo concentrando tutta la nostra forza da queste parti. Il nostro generale sta per essere mandato via. Mamma mia, i nostri uomini stanno combattendo ragazzi fino all'ultimo. Ancora combattono, hanno esaurito le loro munizioni. Ancora continuano a lanciare frecce al di sopra dei capi degli avversari. E ancora il nostro generale purtroppo è morto. Se fosse morto il generale nemico avremmo avuto ancora qualche opportunità di vittoria. Ma ancora gli avversari, potete vedere, ecco appunto le nostre unità di cavalleria. I nostri uomini stanno scappando, ma non scappate ragazzi, che forse riusciamo ad avere la meglio. Il nostro generale ancora tenterà, non ce l'abbiamo più, non possiamo ispirare un bel niente. Ancora attacchiamo da queste parti. Ancora, mamma mia, vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Allora mi è venuta un'idea, con questa unità cercheremo di tornare un attimo indietro. Abbiamo ancora un'altra unità di opliti che può attaccare ragazzi. Attiviamo la nostra falange oplitica e cerchiamo di scontrarci uno contro uno. Ecco le nostre unità, una falange oplitica che cerca di scendere dall'alto. Attenzione, si scontra la nostra falange oplitica ancora contro le truppe del generale nemico. Vediamo qua dietro chi c'è disponibile. Un'altra unità, attenzione, ancora continua l'attacco. Vediamo la nostra falange se può reggere ancora qualche altro minuto. Vediamo se riusciamo a colpire questo dannato generale. Avanti ragazzi, avanti ragazzi, avanti, 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 la nostra falange deve reggere. Avanti, avanti, vediamo di bersagliare il generale nemico. Cavalieri nobili che sono entusiasti. Attenzione, anche dall'altra parte. Mamma mia, però ne abbiamo fatti secchi davvero di uomini nemici. È rimasta molta fanteria con come dire, molti schermagliatori. Ed ecco che i nostri uomini non riescono più a far nulla e devono per forza scappare, tornare un attimino indietro, perché davvero ci sono stati grossi problemi. Quindi cerchiamo di andare via, perché davvero ci stanno massacrando per adesso. Cerchiamo di eliminare più unità possibili. Come potete vedere i nostri uomini anche fino all'ultimo stanno tentando un attacco diretto, ma abbiamo eliminato una buona parte delle unità di spadaccini. Sono rimasti solo dei semplici frombolieri, come potete vedere, e altre unità da attacco fisico. Però dobbiamo necessariamente fuggire, perché il nostro generale appunto non è riuscito a tenere la battaglia fino alla fine. Va bene, cerchiamo di andare via. Ovviamente me l'aspettavo una battaglia del genere. I nostri uomini sono costretti a fuggire. Ardua vittoria nemica, però come potete vedere il nemico ha perso ben 1364 uomini. Ovviamente abbiamo ucciso tantissimi uomini, però ce ne sono rimasti davvero pochi ragazzi. Dobbiamo fare qualcosa per eliminare tutti questi ragazzoni avversari. Avete visto, ci ho messo davvero l'anima in questa battaglia, però non è andata come speravo. Non sono riuscito ad organizzarmi bene, perché l'avversario mi ha attaccato subito. Avete visto anche le falangi come sono riuscite a dare una mano. Ho seguito appunto il vostro consiglio di attaccare dai lati con i nostri opliti, e infatti sono riuscito a far fuori anche un buon numero di nemici. Però purtroppo erano certamente molto più come dire, molto più rompiscatole gli avversari. Abbiamo sì 2284 uomini dalla nostra parte, però 400 uomini diciamo che erano plebe, quindi sono fuggiti proprio al primo colpo. Quindi attenzione. Vediamo un po' di tornare nel nostro campo di battaglia. Ed ecco che appunto i nostri uomini non riescono più a controbattere, sono costretti a tornare indietro, lasciando... Vediamo cosa è successo però, attenzione. Vediamo se sono riusciti a conquistare la città. Attenzione. Ed ecco che appunto una sconfitta onorevole fa andare in una nobile fine il nostro grande generale.